Siamo alla Croce Verde di Padova, siamo dentro un'ambulanza che fa quanti interventi l'anno? Queste ambulanze di soccorso fanno 25.000 interventi mediamente ogni anno. Che cosa fa la Croce Verde? Croce Verde svolge servizi di assistenza, di soccorso e di trasporto di pazienti in Padova e nei territori dei comuni. I nostri volontari che devono sostenere un corso di formazione di 4-5 mesi perché per svolgere questo servizio necessitano di avere una grossa professionalità, diciamo. È un equipaggio composto di solito da 3-4 persone. E anch'io potrei farne parte. Se si iscrive al corso e dopo aver fatto il corso. Dottor Polato, qui abbiamo le nuove ambulanze, saranno inaugurate fra poco. Sì, il 23 settembre, la festa dei volontari. Per diventare volontario, qual è il percorso? Beh, innanzitutto basta fare una domanda. 2 volte all'anno circa, primavera ed autunno, viene fatto un corso che è in parte teorico e in gran parte prevalentemente pratico. Quanti sono attualmente i volontari a Padova? Sono più di 1 migliaio, questi sono divisi tra gruppi che fanno servizio solo di giorno e squadre che fanno servizio prevalentemente di notte. Abbiamo dei bravi volontari a Padova? Sì, è una preparazione certificata che dà la possibilità, uno, di poter fronteggiare molte emergenze anche a livello domestico, anche a livello di ambiente di lavoro, e 2, la possibilità di assistere il paziente in una situazione di emergenza. Grazie dottore, buongiorno Martino. Grazie a voi e buongiorno Matteo.